Lo spettacolo della Serie A torna al Palatulib. Questa sera si affrontano Cybertel Aniene e Acqua e Sapone Unicross. L'Aniene batte velocemente, ora Jorginho, il tiro si spegne di pochissimo, un lampo improvviso di Jorginho. Vediamo lo schema a palla alta, il tiro pericolosissimo di Nicolodi. Ghi si gira, calcia, Tim. Cambia intanto il tiratore, c'è Calderolli, prova la botta, invece una finta, c'è Avellino, tira lui, la palla rimane lì e arriva sul tap-in la deviazione vincente proprio di Calderolli. Villalba forte, arriva la rete di Zanchetta, rimette in parità la partita il numero 13 della Cybertel Aniene. Acqua e Sapone in possesso palla, Jonas lascia il pallone a Coco Wellington, grande finta, il tiro. Allarga per Zanchetta, profondo per Sanna che arriva, riceve il pallone e segna un grande gol, che è il gol del 2-1 della Cybertel Aniene, che ribalta il risultato. Sanna mette giù un avversario e lì davanti viene fermato però sul più bello. Transizione offensiva adesso dell'Acqua e Sapone con Ghi che trova la rete del pareggio su una ripartenza micidiale. Ora Zanchetta, lunga rincorsa direttamente in porta, Fiore la manda in calcio d'angolo, punta batata Ghi, ancora prova il tiro fermato da Villalba. Attenzione, perde un pallone sanguinosissimo, la team fa un miracolo. Fischio dell'arbitro, palla alta fuori dalla porta, un gol bellissimo, una rete stratosferica dell'Acqua e Sapone. Punta Jorginho, indietro per il numero 21 che prova la botta e adesso è partito il secondo tempo, però si è costretto a fermarsi e giocare il pallone all'indietro per Villalba. Adesso Zanchetta perde un pallone sanguinosissimo e arriva la rete del 4-2. Tim è un suggerimento centrale prevedibile, la recupera l'Acqua e Sapone, poi bravissimo Tim, aspetta la sovrapposizione di Jorginho, prova il tiro Medici, pallone però troppo centrale. 13:37 alla fine, 4 falli, così come i gol per l'Acqua e Sapone. Murillo cerca Ghi, in mezzo a due, se ne va molto bene, palla al centro per Capitan Murillo che firma il 5-2. Ora Jorginho, Zanchetta fa esplodere il mancino, la palla rimane lì per Schirina che la blocca però Fior. Schirina, Zanchetta di prima, trova una rete bellissima, Sciuscia Zanchetta, la sua doppietta personale, un bolide. Adesso si contano solo i secondi qui al Palatulib. Sanna la botta, c'è la deviazione di Villalba, arriva la rete di Villalba, tiro in porta, arriva il triplice fischio, suona la sirena al Palatulib. L'Acqua e Sapone espugna il Palatulib, risultato di 5-4, ma la prestazione della Cybertel Aniene strappa gli applausi al Palatulib.